Eccoci qua, io ho tolto la parola al segretario che stava dicendo delle spese, dopo do la parola a Volevo Uguagliolo. affrontare altre due questioni. La prima è questa. Noi abbiamo bisogno, e non lo dico io, che sono rappresentante del sindacato degli inquilini, lo dice uno come Cottarelli, ecco, che almeno in Italia ci sarebbe bisogno di 150.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica, perché in Italia non si sta facendo edilizia residenziale pubblica dagli anni 70. Ok? Noi stiamo avendo un depauperamento. Lo volete sapere qual è il rapporto tra noi e l'Europa? In Francia il 30% del patrimonio immobiliare è di natura pubblica, in Germania è del 28%, in Spagna è del 26%, noi il 4%. Dunque tu hai un primo problema che invece magari di pensare a opere inaudite come il ponte sullo stretto di Messina, probabilmente con 13 miliardi ne fai di abitazioni Però in pubbliche. Germania, in Francia, la locazione di case pubbliche costa molto di più che non da noi. Ma certo, perché? Perché il potere di acquisto è maggiore, cioè guadagnano anche di più. Non solo perché c'è il potere d'acquisto che è maggiore, intanto sono maggiori i salari. Maggiori salari, certo. Sono più ricche le pensioni. E uno si può permettere di pagare qualcosa di più. No, ma perché noi avendone poche, oramai, se voi vi ricordate, la mia generazione se lo Poche ricorda, vecchie. Okay, le vecchie gestioni delle case popolari, tu trovavi anche il professore, trovavi l'impiegato e poi trovavi anche quello che era disoccupato. E dunque c'era una, come si chiama, più ceti sociali. Oggi, siccome c'è carenza di alloggi pubblici, noi ci troviamo nel paradosso che lì ci finiscono soltanto i più poveri. Siccome pagheranno un canone massimo di 40 euro, quella gestione non potrà mai assicurare la manutenzione di quegli appartamenti. Certo. E i comuni, le ATER si trovano nella condizione di fare che cosa? Di dismetterle quelle cose lì, perché siccome diventano ingestibili. Seconda questione, vogliamo rendere il mercato più dinamico, assicurando anche alle persone? Noi dobbiamo mettere un limite, che è determinato dalla tassazione diversa, e dobbiamo... Se quelli lì vogliono fare gli imprenditori del fitto... Cioè chi ha una o due case, una cosa, che invece ne ha 5, 10, 15, ho capito, ma siccome oggi è tutto quanto uguale... Sì, certo. No. E terza questione, bisogna che ci siano, come diceva giustamente il consigliere comunale Bean, che i comuni vengano messi nella condizione di dire quanta edilizia va al turismo e quanto va normalmente sul mercato, perché le persone debbano abitare le città. Perché guardate che a lungo andare, immaginando che noi viviamo soltanto con i turisti, nel mentre gli studenti fanno fatica a completare gli studi, i più attrezzati se ne vanno perché i salari sono bassi, alla fine il paese si impoverisce. Certo, però è anche vera una cosa, che cosa è successo adesso dalla parola a lei, che venne il Covid, nel periodo del Covid gli studenti andarono via, tanti andarono via e i proprietari, poi molti hanno rimesso a posto, abbiamo l'esempio di Vianelli, della zona Portello a Padova, hanno messo a posto questi appartamenti, spendendoci anche dei soldini. Quando tu ci rimetti dentro lo studente, ci sono gli studenti bravi, esistono, ma ci sono molti studenti che non è che sono così attenti all'alloggio, te lo riducono, ma no, è vero, sì, il però, proprietario ha voglia di questo, noi pensiamo che, quelli che vanno in fitto sono tutti quanti che distruggono le case, gli studenti, io sono stato un studente fuori sede, ok, l'abbiamo lasciata meglio di quanto l'avevamo trovato la casa. Ma ci sono le eccezioni, ma non tutti, e fanno le festine. Ma non tutti, ma così come riguarda, ma questo qui riguarda tutti quanti gli ambiti della vita umana, no? C'è la persona che è pulita e la persona che è sporca, c'è il professionista serio, poi c'è un medico che si vende posto all'ospedale per le dialisi. No, ma noi non è che possiamo considerare il mondo... No, secondo me bisognerebbe che se il proprietario si comporta, ha messo a posto la casa e tutto, e la dà in locazione anche appunto agli studenti, ci sia una garanzia da parte dell'ente pubblico del comune che dice io ti risarcisco dell'eventuale danno, perché sennò il proprietario non lo fa. Sì, ho capito, però vanno messi sul mercato che sia accessibile, perché se noi abbiamo sempre più gente che fa fatica a mettere insieme il pranzo e la cena, non arriva a fine mese, va bene. Se vogliamo assicurare il diritto allo studio per tutti, anche per chi abita non da altre regioni, ma uno che abita a Belluno, non ha l'università, che fa il figlio? Come fa a frequentare gli studi? Deve trovare una casa, ok? Quel ragazzo lì pagherà un fitto, no? Per abitare in quell'abitazione.
Ma quanti genitori se lo potranno permettere Infatti. in queste condizioni? Dunque diventano, come veniva detto giustamente, sia da Ugo sia dal consigliere comunale, diventa un elemento di discriminazione e diseguaglianza. Oggi la diseguaglianza in questo paese si misura non sul reddito, si misura sulla ricchezza, perché se tu hai la fortuna, noi siamo tra questi, io mi ci metto, che hai una casa, campi bene se hai uno stipendio. Se non sei proprietario di casa o non l'hai avuto in eredità e tu finisci per essere un lavoratore povero che vive ai margini, e se sei poi separato finisci per strada. Certo, questo è un altro problema. Noi dobbiamo guardare la società nel suo complesso, perché è una società che è cambiata. Certo, però comunque alla base c'è sempre il problema che se i genitori non hanno soldi per mantenere il figlio, perché purtroppo le retribuzioni sono estremamente basse, torniamo appunto da capo, se non puoi pagare l'affitto, perché in Germania però in altri paesi tu hai la retribuzione più alta e ti puoi permettere affitti più alti, è un dato di fatto. Ma siamo su questo siamo perfettamente d'accordo sul fatto che gli stipendi e le pensioni nel nostro paese ci sono sono pensionati bassi. messi bene, Però il ragionamento rispetto a quanto diceva dopo le do la parola consigliere, rispetto a quanto diceva Emilio Viafora è esattamente che se noi siamo in un paese che ha queste condizioni, quindi lavoro povero e salari bassi, dovremmo avere una edilizia residenziale pubblica più alta degli altri paesi. E invece, purtroppo, esattamente perché a quel punto ce n'è più bisogno, c'è più la necessità di avere appartamenti, case che l'ente pubblico mette a disposizione per avere gli affitti calmierati. Abbiamo la situazione esattamente opposta, e cioè abbiamo una situazione in cui l'ente pubblico non sta investendo da decine di anni, dove ci sono anche queste situazioni di appartamenti sono spesso e volentieri abbandonati e quindi non vengono date in locazione. Lo dicevamo prima, 23.000 domande per edilizia popolare e 135 assegnazioni. 23.000 in graduatoria. Consigliere, deve aggiungere qualcosa? Allora, da questo punto di vista è evidente che bisogna tornare a ragionare sulla possibilità per gli enti pubblici di riprendere in mano la partita dell'edilizia popolare residenziale, perché altrimenti non è che ne usciamo facendo la guerra tra i piccoli proprietari e gli inquilini, perché non è questo il sistema è altro, è esattamente quello che dicevamo prima, quindi maggior peso e maggiori finanziamenti per quanto riguarda gli enti pubblici, maggiore possibilità di investire su questo campo, sapendo che anche tramite questo passano alcuni diritti, compreso il diritto di tutti i ragazzi di poter accedere allo studio, perché io contesto il fatto, noi parliamo tanto, diciamo che non c'è più l'elevatore sociale, ed è vero, ma non c'è l'elevatore sociale anche perché oggi purtroppo chi è in condizioni di difficoltà, e parlo delle famiglie, non riesce a mandare il proprio figlio all'università, non riesce a fare in modo che il ragazzo o la ragazza evidentemente esprimano quello che può fare, contraddicendo uno dei punti cardine della nostra Costituzione. Cosa ha da dire, consigliere? Ma molto brevemente, io non voglio spaventare nessuno, visto che si è parlato di garantire comunque la proprietà privata, e faccio notare che il Comune di Padova, oltre alla progettazione del co-housing, ha altri strumenti per cercare di intervenire nell'emergenza abitativa. In particolare l'assessora Benciolini sta inaugurando
l'Agenzia per l'Abitare, con cui cercheremo di assolvere a quel ruolo di garanzia per i privati che vogliono affittare, che lei diceva, anche con un fondo a compartecipazione sociale che copra una parte dei costi. Quindi non voglio spaventare nessuno, e ci mancherebbe, i privati non vanno distolti dalla loro proprietà, vanno invece convinti ad affittare a famiglie, a studenti e studentesse. Però c'è un principio di fondo che mi sembra che è quello che è emerso anche negli interventi che mi hanno preceduto e che io vedo concretizzato, cioè che vedo nel concreto nella sua mancata attuazione nella vita quotidiana di quando è ministro. Se io devo scegliere tra la libertà di una persona con tante case di affittarle tutte a turisti per guadagnare tantissimo e la libertà di studenti o famiglie, ma non solo studenti, che cercano, anche famiglie, gente con figli che ha uno stipendio, che vuole pagare un affitto e che non trova una casa, e la loro libertà di potersi pagare un affitto per vivere nella nostra città, io mi dispiace, devo prediligere davvero la libertà di chi ha bisogno di una casa e devo un pochettino ridurre quella che è la libertà di chi la mette in affitto, chiedendogli, magari con degli strumenti che al momento non ci sono, ma spero un giorno ci siano, di affittare a chi ne ha bisogno in maniera tale che possa guadagnare, sì, ma dare anche una funzione sociale al proprio guadagno, alla propria seconda, terza casa, e metterla a disposizione prima di tutto dei cittadini e delle cittadine italiane che ne hanno bisogno, non dei turisti stranieri che lo pagano il triplo. Perché se no noi in questa maniera favoriamo davvero troppo la proprietà privata di pochi e di gente che non ha colpe se non quella di essere nata senza una casa di proprietà. Questo non è giusto, è ingiusto, non è corretto, disattendiamo la Costituzione e creiamo ancora più diseguaglianze, come diceva Via Fora, impoveriamo il nostro paese. Quindi sì, ci sono degli strumenti che noi cerchiamo di mettere in campo e che si dovrebbe mettere in campo ancora di più per dare più garanzia ai proprietari, certamente, però ricordiamoci anche che di fronte alla libertà assoluta, illimitabile del proprietario di casa e il diritto alla casa, il diritto allo studio delle famiglie e dei giovani, noi dobbiamo avere anche il coraggio di prediligere i secondi. Perché i secondi senza quel diritto non vivono. Invece chi ha una seconda o una terza casa, se limitiamo un po' la sua possibilità di affittarla ai turisti, non è che lo rendiamo povero, rendiamo, magari guadagna un po' di meno, ma ripeto, i suoi guadagni, le sue Certo, case avranno ma una infatti, ma lì non destinazione si... sociale che aiuta qualcun altro. Certo, E ma questo non penso che si altrimenti parli... manca la coesione sociale e con solidarietà tra generazioni, tra persone, tra italiani, tra italiane, che se non c'è non rende impossibile ogni politica da attuare in questo paese. Certo, ma penso che comunque la questione non sia tra chi fa lo speculazione o l'imprenditore che ha 15, 20, 30 appartamenti o il fondo, che poi in genere sono queste situazioni qui, o chi ne ha tanti, ma quello che ha la seconda, terza casa, che ha bisogno magari di avere un po' di reddito per mandare il figlio all'università, perché poi Sì, però, guarda. Ma il problema è che se il proprietario non viene tutelato o fiscalmente, come diceva lei, con un'aliquota congrua, quello che è il piccolo proprietario, sto parlando di piccoli, stiamo parlando di questi piccoli, o tutelato se l'inquilino non paga o lo studente desfa la casa, non c'è nessun, non la mette neanche in affitto, perché alla fine nessuno vuole avere un peso ulteriore, bisogna tutelare ambo le parti. Siamo in chiusura, battuta, ti prego? No, io vorrei che noi non facessimo lo stesso errore di quando parliamo di condoni edilizi, no? Si parla sempre del piccolo che ha aggiustato una stanza per avere il bagno, ma poi quando andiamo a vedere nei numeri, infatti vedremo i numeri riguardano il fatto che chi ricorre al condono è la grande speculazione. Perché il problema vero è proprio questo. Io penso che ci deve essere un equilibrio. Perché se continuiamo con la storia che non possiamo fare questo, non possiamo fare quella, possiamo tenere migliaia di persone fuori dalle abitazioni, possiamo tenere la gente per strada, possiamo avere come ieri, non so se avete letto sul giornale, un signore in Toscana è avvenuto questo, ma è avvenuto anche a Venezia, si è fatto saltare perché gli hanno dato uno sfratto e non trovava casa perché con la pensione che ha non era in grado di pagarsi la casa. Vogliamo una società così? Io penso che c'è stato uno studio, no? Il Veneto è meno attrattivo dell'Emilia Romagna. Chissà perché è meno attrattivo rispetto agli studenti, rispetto ai professionisti, eccetera.
Ma rispetto anche ai lavoratori, dai. Cosa rispetto ai lavoratori? Perché è meno attrattivo? Perché costa tanto vivere in Veneto e te guadagni poco alla fin fine. Dai, allora, dunque c'è un problema. Avrai una pensione bassa un domani, avremo una pensione bassa un domani, quindi sarà da E dunque Sì, avremo un problema. ma non Che stiamo- facciamo? Li uccidiamo? Anche in questo battuta caso... di chiusura perché siamo proprio fuori tempo massimo, prego. No, io torno al ragionamento fatto prima e mi pareva che il consigliere dicesse la stessa cosa. La pubblica amministrazione deve attrezzarsi per rispondere ai piccoli proprietari per quello che succede, per dare una mano ai piccoli proprietari per quello che succede. Però è evidente che il tema dell'abitazione per i giovani, per le famiglie e per gli anziani è un tema fondamentale e non possiamo pensare che sia un tema detto a parole e non declinato nei fatti, perché poi le persone non possono vivere nelle automobili, nelle roulotte o per strada, come in qualche caso vediamo, o essere portati alla disperazione con situazioni come quelle che abbiamo visto. Grazie Ugo Aggiolo, segretario dello Spicigere del Veneto, grazie Emilio Viafora, presidente del Sunia del Veneto, Pietro Bean, consigliere del Comune di Padova, delega alle politiche giovanili, grazie anche a lei, grazie a voi di averci seguito, rivedete la puntata su YouTube, sul web e poi naturalmente se avete dei problemi consultate lo Spicigel e il Sunia per avere dei ragguagli sulle varie situazioni. Buon proseguimento, buona serata.